Buona serata a tutti dal T-Hotel di Cagliari, dove questa sera abbiamo un'imprenditrice affermata a livello nazionale, Simona Buono, in nostra compagnia. Buona serata Simona. Buonasera, ciao Renato, buonasera a tutti. Allora, classe 1976, una breve presentazione. Simona Buono, dopo un'intensa attività di consulente riconosciuta in ambito nazionale per i progetti sviluppati in favore della divulgazione della cultura e della cardioprotezione pubblica, decide di fondare l'8 marzo 2017 la DDD SRL, Donne Distribuiscono Defibrillatori. Come ti è venuta questa bella idea? Allora, l'idea è venuta, intanto il nome, perché è stata costituita l'8 marzo, quindi in onore delle donne, anche se a livello di marketing i miei blog e i miei siti sono distribuzionedefibrillatori.com. E quindi insomma Simona hai scelto di distribuire le uniche aziende che possono vantare veramente decenni di storia e innovazione nel mondo ospedaliero, presenti con le proprie apparecchiature nelle più sofisticate sale di rianimazione di cardiologia di tutto il mondo. Possiamo parlarne? Certo, possiamo parlarne, è doveroso in un momento storico dove si vede veramente di tutto, dove in questo momento, dove da 14 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge Balduzzi, anche la Mattel a momenti si mette a fare i defibrillatori. Io ho ponderato l'idea e per questo ringrazio anche i miei maestri, i miei mentori, che sono Frank Merenda, che sono Alfio Bardolla, che mi hanno instradata nel poter divulgare in maniera seria e concreta la vendita e la distribuzione di prodotti esaminati peraltro dal mio responsabile medico-scientifico. Sono l'unica azienda ad oggi ad avere un responsabile medico-scientifico che è il specialista in cardiologia dell'Università di Pisa, che è il mio mentore, che è il professor Maurizio Cecchini, dove nella mia azienda non passa niente che prima non abbia passato il vaglio di Maurizio. Per me è molto molto importante, quindi una contribuzione alla vita. Se io devo pensare, io sono anche un genitore, sono una mamma, se devo pensare che Ludovica o io stessa devo finire sotto i ferri, ebbene voglio la migliore strumentazione, non quella da prezzo, piuttosto quella che ieri non esisteva e esiste oggi per una moda che moda non è, perché purtroppo si muore da anni di arresto cardiaco improvviso. Solo che per fortuna adesso, divulgando i miei blog e con tante altre associazioni, se ne parla. Ecco Simona Buono, rinomate aziende in campo medico scientifico per l'eccellenza che garantisce anche nel mondo della cardioprotezione pubblica, oltre che in quella ospedaliera, con più alti livelli di sicurezza. Parliamone anche su questo argomento. Sì, è molto molto importante. Ci sono dei defibrillatori che vengono distribuiti e venduti solo per il prezzo. Le realtà sportive italiane, gli ASD, da 14 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge Balduzzi, che vuole che gli ASD abbiano l'obbligo della presenza del defibrillatore, ci sono delle realtà che non vanno, magari sappiamo come sono fatti i nostri cellulari, i nostri iPhone, ma non sappiamo le peculiarità che deve avere un buon dispositivo salvavita, e peraltro le stesse realtà che sono sotto un obbligo di legge, quindi al momento cruciale si esaminerà la negligenza verso la diligenza. Ci sono delle realtà, quindi ci sono dei defibrillatori messi senza i brevetti di stagno all'interno delle piscine, ci sono dei defibrillatori che non leggono l'impedenza toracica, quindi non riescono a erogare la scarica perché non hanno un alto indice di impedenza, magari non la leggono sul rugbista, la leggono sul ballerino o sulla ballerina. Quindi è molto importante affidarsi a delle persone che si occupano di cardioprotezione pubblica, non che distribuiscono. Ecco, entriamo nel campo specifico dello sport. Stiamo parlando chiaramente, per quanto riguarda il mio format, il calcio on the road. Ricordo l'appuntamento europeo, partirò adesso ai primi di ottobre, sarò in Grecia, poi in Bulgaria, in campi internazionali davvero molto importanti. Però torniamo al tuo argomento per quanto riguarda appunto questo caso importante. Ricordiamo alcuni atleti che improvvisamente sono crollati all'interno dei campi di calcio. Voglio ricordare Renato Curi, giocatore del Perugia, morto il 30 ottobre del 1977 in occasione di Perugia Juventus. Avevo un anno, nel 77 avevo un anno e già si moriva di arresto cardiaco improvviso. E poi ricordiamo anche Pier Mario Morosini, calciatore di Livorno, morto allo Stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile del 2012. In questo caso ci sono state anche delle condanne, no? Sì, ci sono state delle condanne perché con 3 defibrillatori presenti in campo nessuno dello staff medico ha utilizzato i defibrillatori. 2 defibrillatori a bordo campo. Chiaramente quello che sto dicendo, c'è stata chiaramente una sentenza che ha punito le persone. Pier Mario ormai non è più tra di noi, però
tra 3 defibrillatori nessuno ha pensato di mettere una placca qua e una là e far fare tutto al defibrillatore, che di contro quello pubblico non fa decidere nemmeno al medico, perché c'è un protocollo da seguire ed è lui che ti dice: scopri il torace della vittima, metti una piastra da questa parte, una dall'altra parte, insomma fai il collegamento un po' come avviene come la batteria delle macchine, i 2 poli, no? Perché l'arresto cardiaco improvviso è un blackout, bisogna ridare una joule, perché tutti pensano l'erogazione della scarica del defibrillatore, invece sono delle joule che non sono per niente pericolose, anzi ridanno la vita. Ecco, vorrei ricordare insieme a Simona Buono anche la tragedia che ha colpito Bruno Boban, 25enne giocatore croato morto in campo, così come Morosini, ma anche un altro atleta molto importante che ha vestito anche la maglia azzurra, parlo di Vigor Bovolenta, morto all'età di 37 anni in seguito ad un malore durante una partita a Macerata. Insomma, un giocatore che poi era anche sotto il controllo proprio della nazionale, no? Sì, sotto il controllo della nazionale, ma noi lo vediamo tutti i giorni, pluripagati, plurinutriti, pluriseguiti cadono a terra, non viene utilizzato un defibrillatore che fino al 79% dei casi può contribuire a riportare alla vita una vittima colta da arresto cardiaco improvviso. Se noi pensiamo che in Italia ogni 4 giorni noi abbiamo tutti gli elettrodomestici all'interno delle nostre case, ma non abbiamo un defibrillatore, ogni 4 giorni cade a terra un minore che non arriverà mai più a compiere il suo 18° anno di età, proprio perché non c'è la cultura del primo soccorso, che io sento tanto, perché da piccola io ho avuto una patologia, restavo nel pianto, ovvero non potevo piangere, non mi era concesso piangere, nasco già bella rottura di scatole. Mia madre, terrorizzata, non sapeva come intervenire, è andata via a 12 anni questa patologia con lo sviluppo, si chiamava spasmofilia, lo scarso controllo del sistema nervoso. Restavo nel pianto. Io sono cresciuta a casa di una famiglia di medici, dentisti, che non avevano il timore di intervenire ogni volta che io piangessi. Quindi ecco perché sento forte la cultura del primo soccorso e sento veramente ancora più forte la contribuzione alla vita. Ecco Simona, siamo in chiusura, quasi in chiusura di questa bella intervista. Quali sono le problematiche e le discrepanze del decreto legge Baduzzi e i controlli presso le associazioni sportive dilettantistiche ancora prive dei DAE, così si chiamano, a 14 mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo? Ma con Maurizio Cecchini siamo della stessa idea che il DAE dovrebbe essere liberalizzato in Italia, e non solo Maurizio ma tutte le altre associazioni, le ONLUS, che si battono da anni. Quindi in Italia avviene questo, ti chiedono all'interno dello sport un attestato perché tu possa pigiare un tasto, mentre in tutto il mondo è libero, lo troviamo agli angoli delle strade. Ad oggi non c'è nessuna normativa che punisce chi interviene. Noi siamo al T-Hotel in questo momento, dentro il T-Hotel ci sono gli estintori. Né io né tu siamo 2 vigili del fuoco, eppure in caso di incendio siamo autorizzati ad utilizzarlo. Pensa a te che l'estintore lo dobbiamo utilizzare noi, il defibrillatore che niente ci fa fare perché è lui che decide. In Italia nel decreto legge Balduzzi vuole che si faccia un corso per l'utilizzo del defibrillatore. Ottimo il corso per saper chiamare il 118, per saper gestire il momento e fare una buona rianimazione cardiopolmonare. Ottimo. Insomma, siamo davvero in chiusura. I saluti. Simona Buono, sei una grande imprenditrice a carattere nazionale. Abbiamo fatto questa bella intervista qui al T-Hotel a Cagliari che ci ha ospitato. Cosa vuoi dire a tutti i nostri telespettatori? Che oggigiorno siamo nell'era di internet, dei social, se avete veramente, la morte purtroppo non capita agli altri e in casa mia non capita. Abbiamo gli elettrodomestici, parliamo con le lavatrici, facciamo cucinare i robot, non abbiamo più spazio all'interno delle nostre case perché ci sono i televisori, ma manca l'unico elettrodomestico che può contribuire a riportare alla vita un vostro caro. In Italia ogni 6 minuti cade a terra una persona colta da arresto cardiaco improvviso. 200 morti al giorno, non le fa nemmeno la guerra, signori. Sono 64.000 vittime di ignoranza. Grazie a Simona Buono, grazie naturalmente al T-Hotel che ci ha ospitato. Chiaramente ci sentiremo prestissimo. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Scanu la linea che può tornare alla regia.